È il primo sabato con l'obbligo delle mascherine nelle zone centrali di Cagliari, le vie dello shopping, ma anche le piazze più frequentate. Questa è l'ordinanza del comune, così sarà almeno sino alla fine delle feste, sino all'Epifania per chi sgarra nei primi giorni. In caso di controlli da parte delle forze dell'ordine, della polizia municipale, su tutti semplici richiami verbali, però poi arriverà anche il momento delle multe. Questa è la situazione nella centralissima piazza Garibaldi. C'è chi indossa le mascherine, c'è chi non le indossa, molti si devono comunque abituare a ricordare appunto dell'obbligo che vige sino alla fine delle feste, lo ricordiamo tutti i fine settimana e poi anche i giorni festivi, quindi l'Immacolata, il Natale, Capodanno, insomma i classici giorni in rosso sul calendario. C'è chi passeggia, famiglie con la mascherina, c'è chi invece non la indossa, quindi come una divisione da parte dei cagliaritani. C'è appunto fa telefonate, chi attende seduto sulle panchine. Noi proveremo anche naturalmente a raccogliere qualche dichiarazione. Il primo sabato di dicembre, un obbligo che vale a Cagliari, non vale in altre città. Ovviamente è un esempio su tutti, Quarto Sant'Elena, dove il sindaco Milia ha detto per il numero dei contagi che ci sono al momento attuale non mettiamo ulteriori restrizioni, quindi nessun obbligo delle mascherine appunto né nei giorni normali, per così dire, da lunedì a venerdì, né nemmeno nei fine settimana, in quelli che sono i weekend. Provvedimento giusto, e comunque cagliaritani divisi, provvedimento sbagliato, è chiaro, ognuno ha il suo pensiero. L'obiettivo è contenere appunto possibili aumenti del coronavirus. Proviamo a chiedere appunto a qualcuno in giro che sta passeggiando. Lei ha la mascherina, sa che da oggi è obbligatoria nei weekend? Lo sa? È d'accordo lei personalmente? Sì, d'accordissimo, Come mai? perché l'epidemia si sta di nuovo sviluppando, quindi è meglio che siano tutti protetti. Noi stiamo facendo un servizio giornalistico per chiedere appunto ai cagliaritani: lei è vaccinato? Sì, io sono Quanti anni ha lei? 83, 83. ho fatto anche la terza dose. Quindi lei come dosi assolutamente a posto. È obbligo di mascherine nei weekend dei giorni festivi di Natale, di dicembre, nelle vie shopping al centro, lei è d'accordo? Sì, sono d'accordo. Non le pesa, diciamo? Grazie. A me non pesa, non so agli altri, ma a me non pesa. Grazie, buona passeggiata e buon weekend. Quindi c'è anche appunto chi dice di essere favorevole, poi come vediamo la maggior parte di chi sta passeggiando in piazza Garibaldi tiene la mascherina. In questo caso signore di 83 anni, lui dice: io sono immunizzato, 3 dosi di vaccino e per me è giusto, insomma non mi pesa il dover indossare la mascherina all'aperto. Ricordiamo un provvedimento voluto dal comune di Cagliari che ha creato divisioni, favorevoli in parte i cittadini, non favorevoli sempre in parte i commercianti, che temono comunque un effetto paura. Quindi il senso è: non c'è tutto questo boom di contagi, la mascherina è quindi obbligatoria qua in piazza Garibaldi, anche come in tutte le zone della Movida. Ancora c'è chi passa, chi non la indossa e chi si ricorda all'ultimo di indossare da quando trova nella piazza. Certo, a quest'ora non ci sono gli assembramenti di quello che auspicabilmente, soprattutto per i commercianti, può essere un sabato pomeriggio di dicembre a Cagliari, però la regola ha comunque degli orari precisi, ovvero dalle 10 alle 20, insomma da lì non si scappa come orari per la mascherina. Abbiamo sentito chi la indossa, chi se lo stava dimenticando,
chi, magari questo signore la indosserà a breve la mascherina. Buongiorno, sa che c'è l'obbligo di mascherina da oggi, anche qua? Prego? Da oggi c'è l'obbligo di mascherina, lei lo sa, Sì. nelle vie dello shopping, lei è d'accordo? Purtroppo comandano loro. Lei quanti anni ha? Io 80. Vaccinato? Se andata, ritorno è andata. Terza dose già fatta? Eh? 3 dosi? Sì. Lei di Cagliari, Sì. un ottantenne. È un'esagerazione dal suo punto di vista dover indossare la mascherina, come ha detto il sindaco Truzzo, una nuova regola, i weekend, i giorni festivi di dicembre e anche di gennaio? Lo sai, le dico, comandano loro, c'è poco da fare. Comanda la legge, i governanti